Bene, eccoci qua, probabilmente l'ultima sci alpinistica dell'anno. Ormai il 16 aprile la neve si sta mangiando. Come già detto in qualche altro video, quest'anno siamo stati fortunati qui in Friuli, zona Alpi Giulie, c'è ancora molta neve rispetto ad altre zone e quindi dai, oggi si riesce a fare l'ultimo giro per quanto mi riguarda. E oggi devo ringraziare Saverio, che tra l'altro ha un blog, dopo te lo lascio sotto in descrizione, Rampegoni Blog. Lui è uno che fa arrampicata, vie di alpinismo, ha scritto anche delle guide, insomma uno che ne sa, e quindi oggi diciamo che mi affido a lui per la Forcella Forame in Val Gleris. Siamo in fondo alla Val Gleris, qui ci sono le 7 picche e un sacco di forcelle, da molto facili tipo la Ponte di Muro a un po' più difficili tipo quella di oggi, Forcella Forame. Siamo un bel gruppetto, siamo partiti da 10 minuti e sì, in valle ormai non c'è molta neve, per cui siamo praticamente arrivati quasi in fondo con la macchina. Adesso abbiamo messo su le pelli, gli sci e proseguiamo, prima qui dentro e poi gireremo verso destra. E merita. Facciamo un rilievo? Sì, dai. Siamo arrivati all'attacco dell'ultimo pezzo che porta alla Forcella. Saverio e gli altri sono saliti, vanno fino in Forcella, abbiamo già tolto gli sci e dopo probabilmente loro anche scendono sciando. Io mi fermo qui, anzi ci fermiamo qui e adesso praticamente riscendiamo da dove siamo saliti. C'è un pezzo stretto, forse deviamo a sinistra. Adesso il pezzo che ci aspetta per scendere, la prima parte, i primi saranno 100-150 metri di dislivello, sono abbastanza ripidi, quindi sarà un po' di derapata e poche curve, anche perché la neve in certi punti c'è un po' di grandine, si vede che gli scorsi giorni ha fatto un po' di grandine, poi c'è un po' di crosta, un po' di neve dura, qui praticamente Forcella a nord attaccata alle pareti. Quindi insomma intanto noi partiamo, andiamo giù con calma, poi gli altri di sicuro ci raggiungono molto velocemente.
piano qua. Che non è malati. È venuto tanta neve recentemente, tanta, Sì. quindi non ha avuto tempo di trasformare, far cicli, giro leggero, quindi mi ha dentro la neve fresca e si è impaccata, è piena di acqua, Sì, 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 beh, non si è asciugata. ti frena. Però solamente tra un mese, se ci fosse ancora neve qua, sarebbe molto meglio, sarebbe dura, trasformata a grani, a quel punto lì la si sta bene, quello lì. Questo è ancora un passaggio. Ci ha bisogno ancora di un po'. Ci vorrebbe una settimana di sole di giorno, freddo di notte. Sì, sì, Allora, la trovi la mattina un vetro e alle sì, 11, col caldo ti alle fa. 11 in pista.
Bene, siamo tornati in Val Gleris. Siamo riusciti a sciare, insomma, magari sciare è una parola grossa, ma ad arrivare con gli sci fino a questo punto. Adesso posso farti anche vedere dove siamo stati da qui. Allora, questa è la Forcella Ponte di Muro, gita molto semplice. Noi invece a un certo punto abbiamo deviato e siamo andati. Allora adesso è questa parete piatta, la forcella è lì dentro, quindi noi siamo andati qua dietro a queste creste. Lì c'è un'altra forcella semplice, anche questa, solo che prende più sole, quindi in primavera bisogna partire tanto presto. Quindi insomma una zona interessante. Saverio ci ha spiegato, insomma lui conosce abbastanza bene, ci ha spiegato un po' le forcelle qui da fare. Si trovano gite per tutta la stagione, d'inverno esposizione a nord, per cui polvere, poi invece in primavera si può venire fino a primavera inoltrata, dipende dalla stagione. Oggi la neve, come insomma mi ha spiegato Saverio, era un po' impaccata, non aveva trasformato ancora, quindi sì, un po' difficile, pesante, difficile da girare, gambe distrutte, ma io devo dire che sono davvero soddisfatto della gita. Degna conclusione. Non lo so, vediamo. A Sella Nevea c'è tanta neve ancora, ma veramente credo che per quest'anno la chiuderò qui. Però, boh, dai, mai dire mai. Allora, io ti ricordo, sotto in descrizione ti lascio il blog di Saverio e poi magari vediamo, metto qualcosa qui della Val Gleris, valle non molto frequentata e spero davvero che resti così. Perché insomma così almeno ancora per un po' di anni, dai, me la godo io e chi si è visto questo video, se non altro. Bene, dai, allora adesso siamo alle macchine, torniamo giù, birretta e poi vado allo stadio che oggi gioca l'Udinese. Io ti saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto.